Tom Sinatra reduce di una bella, anzi bellissima tournée negli Stati Uniti. Sì, è stata molto bella, emozionante, 5 date bellissime dove c'è stato veramente un tuffo tra l'italianità e l'americanità. Adesso sono di nuovo qua nella mia terra, il mio rifornimento dell'anima, io lo chiamo Agrigento, e prossimo una tournée nell'est europeo, in Russia. Adesso è pronto il disco nuovo che si intitolerà Just for Love, solo per amore. Dicevi la tua terra, l'amore proprio ti arriva da queste tue radici? Sì, assolutamente, qui è una terra che produce veramente fonte di amore, fonte di contraddizioni, ma l'amore ci ha sempre regolato, c'è stata sempre la nostra anima, non dobbiamo mai perdere questa nostra ospitalità, perché l'ospitalità nostra è frutto di tanto amore, di tanti anni di dominazione. Abbiamo imparato ancora, pur soffrendo da tantissimi anni, abbiamo imparato a capitalizzare le nostre sofferenze e a farle diventare una grande ospitalità. Noi siamo forse il popolo più ospitale del mondo e questa è una cosa bellissima. Il filo conduttore, l'amore per la donna, l'amore per la terra, l'amore per chi? L'amore un po' per tutto, quello che dovrebbe rendere un mondo migliore, no? È un amore madre-figlio, tra gli amici, quella cosa che non è condizionato dagli interessi. Io ti voglio bene solo perché tu mi dai qualcosa, io ti voglio bene perché ti voglio bene, punto e basta. Poi l'amore tra uomo e donna, l'amore in senso lato, non solo settoriale, l'amore è forse la cosa più bella che abbiamo ricevuto in dono da Dio e non dobbiamo perderla, dobbiamo un po' ritornare a quel periodo in cui ci si era amici solo perché si aveva il piacere di stare insieme, ci si riuniva con poco per stare insieme e non pensare che qualcuno ci debba essere utile a qualche cosa e volergli bene solo in funzione di questo.